63esima edizione del trofeo Matteotti. Gentili telespettatori appassionati di ciclismo, le immagini del Chianti fiorentino aprono questa manifestazione giunta alla 63esima edizione. Sono in scena gli atleti della categoria Elite d'Under 23 per una classica nazionale della categoria. L'organizzazione è a cura della AIX, Comitato Provinciale di Firenze, e la prova è valida anche come 41esimo trofeo Olearia Valpesana. La prova si avvale del patrocinio e del contributo dell'Unione Comunale del Chianti fiorentino. Sarà una manifestazione di grandi nomi, di grande ed importanti partecipazioni provenienti da tutta Italia e non solo, anche formazioni estere. Le due formazioni estere infatti sono la Zappi Under 23 Racing Team dall'Inghilterra e il team nazionale del South Africa, di cui andiamo ad ascoltare l'intervista al campione sudafricano Under 23. Stefan, qua in Toscana con la vostra nazionale per misurarvi con i migliori atleti italiani, un percorso saliscendi, un percorso molto impegnativo. Sì, è un percorso molto bello, con tante possibili opzioni. Noi abbiamo un corridore molto veloce allo sprint che riesce anche ad affrontare le salite brevi che caratterizzano questa zona. Siamo qui con la nazionale per fare alcune gare ed è un percorso totalmente diverso per noi. Quest'oggi sono tante le possibili soluzioni, arrivo in volata o arrivo in solitaria. Voi come siete organizzati per il finale di corsa? Come dicevo, abbiamo un buono sprinter, ma non metteremo tutte le nostre energie cercando di arrivare in volata. Se la corsa diventerà dura, saremo nel vivo. Non siamo abituati a questo tipo di percorsi con salite e discese, specialmente sotto la pioggia. Quindi per noi, specialmente il tratto in discesa potrebbe essere un po' più insidioso rispetto ai corridori italiani. Comunque, siamo qui per tenere alto il nome del nostro paese. Queste le parole del campione Under 23 della nazionale del Sudafrica, Stefan De Bod. Tra gli atleti sudafricani segnaliamo la presenza anche di un giovanissimo Keegan Gilstone, atleta al primo anno nella categoria, che ha già fatto vedere qualcosa di buono nella categoria juniores. Nel frattempo è Elisabetta Nencini, la figlia del grande Gastone Nencini, che abbassa la bandierina del via, e questo perché fu proprio Gastone Nencini il primo vincitore del trofeo Matteotti. Gli organizzatori hanno infatti voluto dedicare questa edizione al grande campione che vinse la prima edizione del trofeo Matteotti. Lo hanno fatto ovviamente in accordo con la famiglia e con gli appassionati di Marcialla, che da ogni anno si mettono a disposizione e lavorano ogni giorno in questa settimana per allestire questa manifestazione. La prima edizione, vinta da Gastone Nencini, correva nella società sportiva Oltrarno di Firenze, era il 1952, poi si sono succeduti altri importanti vincitori nel corso di questa importante manifestazione, vincitori che sono arrivati un po' da tutta Italia, con successi che poi sono andati a corridori come Luca Scinto, Marco Della Vedova, ed ancora abbiamo avuto il successo nelle edizioni più recenti di David Malacarne e di Sasha Modolo, era il 2009. Anacona Gomez vinse qui nel 2010, Nicola Bohem, adesso professionista, nel 2012, in quella che fu la quartetta della Zalfa Euromobil Fior, questa 4 edizioni in fila, una dietro l'altra, aperta nel 2011 da Stefano Agostini, quindi Nicola Bohem, Gianluca Leonardi, e chiusa poi nel 2014 da Alessandro Tonelli, chiusa in realtà dal vincitore del 2015, che era Danilo Celano della Futura Team, che interruppe questo dominio della Zalf durato per 4 anni. Zalf che comunque ha vinto anche con Modolo nel 2008, con Malacarne nel 2006, ed quindi una delle formazioni che quest'anno manca, ma che ha raggiunto importanti successi qui al trofeo Matteotti. Prime pedalate, l'andatura
è tranquilla, riconosciamo Enrico Salvador nelle prime posizioni, l'atleta del team Unieuro, anche Matteo Natali sulla testa, e poi vediamo gli atleti della Colpa, che è presente in questa formazione il vincitore della gara del giorno precedente in terra lombarda, Botticino in provincia di Brescia, vale a dire Marc Padun, l'atleta che ha conquistato il successo. In realtà è stato un vero e proprio conquista di tutto il podio per il team Colpa, che ha occupato le prime 3 posizioni del podio e nella manifestazione organizzata a Botticino. Vediamo anche Matteo Natali nelle prime posizioni con la maglia della Mastro Marco, che quest'oggi, per celebrare il successo di Nibali al Giro d'Italia, è stata addobbata con delle coccarde rosa proprio per celebrare la maglia che Vincenzo Nibali ha conquistato nel Giro d'Italia, secondo Giro d'Italia in carriera per Vincenzo Nibali. Chilometro 20 di gara, abbiamo un primo tentativo di allungo, si tratta del dorsale di gara 97, vale a dire Yael Duranti della Viris Maserati, il dorsale di gara numero 11 Fabrizio Titi. Con loro abbiamo il dorsale di gara numero 141 Ryan Gibbons della South African National Team. Questo terzetto adesso viaggia al comando quando siamo in vista del primo passaggio da Marcialla. Il tracciato è ormai un classico di questa manifestazione, ve lo andremo comunque a ricordare nei prossimi chilometri per chi ovviamente non segue il ciclismo. È sicuramente un tracciato di grande bellezze paesaggistiche e artistiche, perché poi avremo anche la possibilità di seguire altre bellezze che questa terra sa regalare. La partenza da Marcialla, quindi il primo giro attraverso Tavernelle e San Donato, il ritorno da Tavernelle verso Marcialla, quindi Biviofiano, Luccardo, Fornacette, Baccaiano, Montagnana, San Quirico, San Pancrazio. Qui siamo al primo passaggio da Marcialla, Romita, Tavernelle, Marcialla. Si transiterà per una seconda volta, si andrà a affrontare un giro attraverso Biviofiano, Biviosciano, Sciano, San Donnino, Petrognano, Barberino Valderza, e qui la prima vera salita di giornata, Tavernelle e Marcialla, e poi il giro finale lungo attraverso Fiano, Certaldo, Poggibonsi, e questo è l'unico tratto pianeggiante, veramente pianeggiante della corsa, e quindi Barberino, dove c'è una bella salita da affrontare, la salita del Cipressino, che ha un primo tratto impegnativo e poi tutti i continui sale e scendi fino al Gran Premio della Montagna, la discesa verso Ponte Nuovo, Sambuca, la salita verso Bivio Canaglia, Tavernelle Val di Pesa e Marcialla per la conclusione dopo 150 km. Siamo adesso al chilometro 36 di gara, in salita verso Baccaiano. Abbiamo una coppia al comando, è il dorsale 24 Nicolas Cianetti della Ciclistica Malmantile, con lui il dorsale di gara numero 132, si tratta di Giacomo Garavaglia della Named Sport Chemo. Due atleti al comando quindi, con un leggero margine di vantaggio su un primo immediato inseguitore. Ci segnalano infatti Sandro Manzi ed Adriano Dini del servizio di radioinformazione in corsa che a 25 secondi è presente il dorsale di gara numero 73, vale a dire Matteo Cantini della Figros Cycling Team. Questa è una situazione quando di chilometri ne abbiamo percorsi appena 36, la strada verso il traguardo di Marcialla è ancora molto lunga e tante sono le insidie di un percorso che sostanzialmente non concede un attimo di respiro. I continui saliscendi del Chianti Fiorentino, delle colline della Val di Pesa e della Val d'Elsa rappresentano sicuramente il banco di prova importante per questi ragazzi, per gli atleti di questa categoria. Intanto vediamo proprio il più immediato inseguitore Cantini della Figros Cycling Team, è segnalato a 25 secondi, mentre il plotone adesso viaggia ad un minuto primo dalla testa della corsa. Situazione in continua evoluzione, siamo ormai in vista del 40° chilometro di gara ed il gruppo, come vedete, per il momento non sembra intenzionato a riprendere i fuggitivi. Ci prova con il dorsale 174 Mattia Viel, l'atleta piemontese della Unieuro Viller Trevigiani, terzo anno in categoria Under 23 per lui, dopo 2 stagioni nella team dilettantistico della AGDR, la formazione francese del Pro Tour, che ha proprio una formazione Under 23 per i giovani. È tornato in Italia con questa compagine
Continental e adesso è protagonista in questa corsa. Abbiamo visto anche i ragazzi della Zappis Under 23 Racing Team, la formazione di matrice italiana ma in Inghilterra, formazione che fa capo all'ex professionista Flavio Zappi. Nel frattempo siamo con le immagini al chilometro 52 di gara. Vedete che si è formato un rappello adesso di 4 atleti sulla testa della corsa. Eccoci qua inquadrati, i 4 atleti al comando. Si tratta del dorsale 24 Nicolas Cianetti, del dorsale numero 31, vale a dire Omar Asti, del dorsale numero 132 Giacomo Garavaglia, e con loro c'è anche il dorsale numero 124, vale a dire con la maglia della Mastro Marco, Matteo Natali. Questi sono adesso i 4 uomini al comando. Quando abbiamo percorso 52 km ne mancano praticamente poco meno di 100 alla conclusione. La strada quindi verso il traguardo di Marcialla è ancora lunga, il dislivello da compiere è ancora elevato e i punti in cui si può decidere la corsa sono tutti davanti ai corridori. Cambi regolari comunque in testa, lo vediamo bene da queste immagini con il quartetto che viaggia di comune accordo. La strada vedete leggermente in salita adesso, si pedala molto forte in questo frangente, qualche goccia di pioggia anche sul nostro obiettivo. Infatti è stata una giornata che specialmente nella prima parte ha riservato anche qualche goccia di pioggia. Adesso a 20 secondi abbiamo un primo terzetto, sono con il numero 131, lo vediamo inquadrato, Eros Colombo della Named Sport. Con il 192 invece è Luis Model, l'atleta della Zappi, che passa adesso al comando, e con il dorsale numero 174 invece la maglia è quella del team Unieuro, è proprio Mattia Viel, di cui vi parlavo, vi raccontavo un po' la breve storia di questo ragazzo nelle fasi precedenti. Adesso abbiamo una prima gruppo ben numeroso che al chilometro 72 si va a formare in testa alla corsa. In testa al gruppo, in testa alla corsa, scusate, troviamo il dorsale numero 199, si tratta di Fausto Masnada del team Kolpak. Con lui il dorsale numero 97, vale a dire Yael Duranti della Viris Maserati, il 167 Mattia Frapporti della Unieuro Wheeler Trevigiani, il dorsale numero 106 Lorenzo Fortunato della Opla Petroli Firenze, il numero 65 è Stefano Coli della Big Hunter Seanese, il 170 invece è Marco Tecchio della Unieuro Wheeler Trevigiani, il dorsale numero 103 invece per Jacopo Mosca della Viris Maserati, dorsale 17 per Daniele Trentin della ciclistica Malmantile, il dorsale 42 invece è quello di Alberto Tocchella della General Store, ed ancora abbiamo in questo gruppo il dorsale 197 è Davide Enrico della Kolpak, ed il dorsale numero 85 Federico Monti della Gragnano Sporting Club. Questi gli uomini al comando, avanguardia gruppo segnalata a circa un minuto primo dalla testa della corsa. Un tentativo interessante quindi quello che stiamo seguendo adesso, perché è un gruppo abbastanza numeroso, è un plotoncino decisamente interessante. Il gruppo intanto è preceduto dal dorsale di gara numero 147 Luca Covili del team Palazzago Amaru, la formazione bergamasca diretta da Olivano Locatelli. È lui che tutto solo prova a riportarsi sugli uomini al comando, il suo distacco è di 55 secondi, plotone segnalato ad un primo e 0,5, quindi adesso prende campo questa fuga. Lo vediamo adesso il gruppo che comunque capisce anche il pericolo rappresentato dagli uomini al comando, un gruppo abbastanza numeroso che ha sicuramente anche delle formazioni importanti rappresentate davanti, una su tutte è il team Kolpak, e quindi il gruppo si sveglia subito e cerca di guidare un inseguimento. L'andatura del gruppo adesso è abbastanza sostenuta, lo vediamo bene da queste immagini con il plotone in lunga fila indiana. Siamo adesso nella salita di San Donnino con la fuga che abbiamo già ricordato, e questo è il tratto più impegnativo della ascesa. Si passa con Jacopo Mosca a fare l'andatura, poi è la volta di Masnada in seconda posizione.
Mosca, lo vedete inquadrato con il dorsale 103, ecco Masnada. Poi è la volta degli uomini della Unieuro, questo è Marco Tecchio, e poi ancora Fortunato del team Opla Petroli Firenze. E questi sono i 4 uomini che rappresentano l'avanguardia del gruppetto, di coloro che sono al comando. Si sale, questo è un tratto abbastanza impegnativo, lo si percepisce bene anche dalle immagini che ci mostra la nostra motocamera, lo vediamo bene in questo frangente con questi tornanti che vanno a inerpicarsi sulle colline del Chianti Fiorentino. Arrivano adesso anche le maglie, altre maglie della Colpac con Enrico, e poi arrivano anche altri atleti della formazione Unieuro, e chiude questo drappello, lo vedete inquadrato, l'ex tricolore della categoria allievi Federico Monti, che corre nella Gragnano Sporting Club, dorsale di gara numero 85 per Federico Monti. Lo vediamo inquadrato in fondo a questo drappello quando stiamo per transitare dalla località di Semifonte. Lo vediamo sullo sfondo, e queste sono anche le bellezze architettoniche che regala questa terra. Una cupola, una vera e propria copia in scala della cupola disegnata da Filippo Brunelleschi alla Firenze, a Santa Maria del Fiore, il Duomo di Firenze. Questa cupola fu disegnata, fu progettata proprio per andare a ribadire ancora una volta la supremazia fiorentina su quelli che furono i territori di una rivale storica di Firenze, vale a dire Semifonte, che fu completamente distrutta dai fiorentini, e proprio nel centro di questa località, dove un tempo sorgeva Semifonte, è stata impressa la supremazia fiorentina con questo cupolino in scala che rappresenta il simbolo forse più conosciuto di Firenze in tutto il mondo. Abbiamo anche altri atleti in testa adesso, vediamo con sempre la maglia della Gragnano Sporting Club Stefano Verona nelle prime posizioni, anche altri uomini del team Colpac che sono lì davanti. Arrivano anche la maglie della Altopac che stanno facendo il ritmo in questa fase, andatura molto sostenuta adesso anche in testa al gruppo, che comunque adesso accusa un ritardo di 1 primo e 35 secondi, quindi aumenta adesso il vantaggio degli uomini al comando, a testimonianza di come davanti non ci si risparmia assolutamente. Lo vedete adesso, siamo al passaggio da Barberino, primo dei 2 passaggi da Barberino Valdelsa, gruppetto di testa in lunga fila indiana. Si procede a forte andatura davanti, sempre Monti a chiudere questo drappello, anche gli uomini della Unieuro adesso un po' in difficoltà. Vedete che Monti fa entrare l'atleta della Unieuro in coda al gruppetto, e siamo adesso al passaggio da Marcialla, passaggio che tra l'altro è valido come traguardo volante, che viene vinto da Masnada. Abbiamo percorso 92 km, quindi ne mancano una sessantina alla conclusione di questa manifestazione. E adesso con le immagini ci portiamo nella terra di Giovanni Boccaccio. Siamo a Certaldo, siamo nel cuore della Valdelsa fiorentina, e siamo in una terra che regala non solo bellezze naturalistiche, ma storia, architettura, insomma davvero tanti motivi di attrazione che questa zona della Toscana rappresenta per quanto riguarda l'appassionato di qualsiasi settore, dalla architettura alla storia all'enogastronomia. Davvero in questo angolo di Toscana non manca niente, anche una bella e importante tradizione industriale che ha riguardato negli anni scorsi tutta la zona della Valdelsa, con importanti insediamenti industriali di qualità, con il distretto del camper di Poggibonsi, le industrie cartarie che hanno proliferato in passato in questa zona famosa ancora oggi per il cristallo. Noi continuiamo a seguire anche Davide Enrico, che adesso continua a spingere in testa. Davide Enrico, che ormai è uno dei senatori del gruppo nel ciclismo dilettantistico, un vero e proprio uomo squadra, un vero e proprio trade union tra i propri compagni di squadra, che anche quest'anno si rende protagonista di azioni sempre a supporto dei compagni di squadra. Davvero un plauso per l'atleta lombardo che milita nel team Colpac. Adesso le maglie della
l'Aran Cucina dietro al gruppo a fare l'andatura perché l'azione degli uomini al comando stava andando a prendere una piega sempre più pericolosa per quanto riguarda il plotone. Il vantaggio era arrivato a toccare i 2 minuti, adesso è sceso, sono 45 secondi e questo è forse l'unico tratto, sono i 10 km che portano da Certaldo a Poggibonsi in cui il gruppo può lanciarsi a forte velocità alla caccia degli uomini al comando. Sono 10 km interamente pianeggianti, sono gli unici 10 km interamente pianeggianti del trofeo Matteotti e quindi è necessario per coloro che vogliono recuperare cercare di tenere un'andatura più elevata possibile. Noi nel frattempo con le immagini ci portiamo alla periferia di Poggibonsi, chilometro 112 di gara, ancora gli uomini al comando con Mosca sempre attivissimo in testa al gruppetto dei battistrada. Stiamo per iniziare la salita del Cipressino, come vi dicevo un primo tratto molto impegnativo e poi continui saliscendi che portano la corsa dalla località del Cipressino a Barberino Valdelsa. È un tratto spesso decisivo per quanto riguarda il trofeo Matteotti perché è proprio qua che il gruppo o coloro che hanno più energie del gruppo riescono ad agganciare o a ridurre sensibilmente il gap nei confronti della testa della corsa. Davanti sicuramente nessuno si risparmia, lo vediamo bene in queste immagini, doppia fila, questo è un tratto pianeggiante come vi dicevo, strada larga, si riesce a fare grande velocità, davanti il drappello degli uomini al comando è decisamente numeroso con Alberto Tocchella adesso che dà il cambio a Lorenzo Fortunato e quindi si riesce a fare la velocità giusta per evitare almeno che il gruppo possa rientrare. 50 secondi adesso il ritardo del plotone che quindi dopo aver dimezzato il distacco adesso non guadagna più di tanto. Sono gli uomini del Time Bike Alto Lazio di Rieti, la formazione della presidentessa Manfredi presente quest'oggi con diversi atleti. 3 di loro sono lì davanti a fare l'andatura, a tenere alto il ritmo proprio all'inizio della salita del Cipressino. Questo è uno dei tratti più impegnativi, si lascia la zona, la periferia di Poggibonsi, noi ci siamo portati nuovamente in testa perché ovviamente il tratto in salita sta facendo selezione. Primo piano per il dorsale 170 Marco Tecchio della Wheeler Unieuro Trevigiani, poi la volta di Lorenzo Fortunato, l'atleta bolognese con il dorsale 106, c'è anche Jacopo Mosca in questo drappello, mentre a fare l'andatura è Fausto Masnada, atleta del team Colpa, che proprio in queste ore arriva la notizia, ancora ennesimo successo del team Colpac e successo di quelli pesanti, successo di quelli importanti, la vittoria di Filippo Ganna nella Roubaix Under 23. Il campione del mondo dell'inseguimento quindi coglie un altro importante successo, un altro tassello nella seppur giovane carriera di questo giovane ragazzo che davvero sta ormai stupendo molti. Si volta Lorenzo Fortunato, prova lui stesso a rilanciare l'andatura perché dietro stavano rientrando altri atleti su Masnada, Tecchio, Fortunato e Mosca. È il quartetto degli uomini che è rimasto al comando, si continua a spingere in questo tratto, è finita la parte più impegnativa ma adesso ci sono ulteriori saliscendi, uno tra tanti tra i più famosi quello della sosta del Papa che presenta pendenze impegnative. Insomma, 4 uomini al comando, poco più indietro il resto di coloro che facevano parte della fuga. Masnada sicuramente uno dei più attivi, così come Fortunato. Rimangono un po' più passivi Tecchio e Mosca, ma è comprensibile in quanto entrambi hanno compagni di squadra nel drappello degli inseguitori. Ma c'è anche Enrico, attenzione al bel rientro di Davide Enrico, e qui l'esperienza che arriva in aiuto del corridore del team Colpac che sta per agganciare gli uomini al comando. Bellissimo rientro di Davide Enrico che adesso si porta in testa, quindi sono 2 gli uomini del team Colpac e proprio in contemporanea al rientro di Enrico anche Masnada cerca di forzare i tempi. Attenzione anche al rientro del dorsale di gara numero 17 di Daniele Trentin che si riporta anche lui sulla testa, quindi Trentin, Enrico, Masnada, Fortunato, Tecchio e Mosca, questi gli uomini al comando.
poco più indietro comunque anche il resto dei coloro che facevano parte del rappello al comando. Arriva anche l'atleta della Big Hunter che sta per chiudere anche lui nei confronti della testa della corsa, gruppo che comunque rimane compatto alle spalle di coloro che sono al comando e accusa un ritardo di 1 primo e 5 secondi. Situazione quindi che adesso volge favorevolmente agli uomini al comando, perché il gruppo, dopo una fase in cui aveva velocemente recuperato 1 minuto e 10 secondi, adesso perde qualcosa, e sono gli uomini della Gragnano che, una volta ripreso Federico Monti che faceva parte della fuga, si mettono in testa al gruppo a fare il ritmo. Sicuramente in questa formazione è Stefano Verona l'uomo di punta della formazione lucchese del Gragnano Sporting Club. Nel frattempo c'è anche chi pratica sport diversi, perché davvero questa è una zona dove si riesce a stare perfettamente a contatto con la natura. Qui siamo ormai in vista dello scollinamento al Gran Premio della Montagna di Barberino. Vediamo Lorenzo Fortunato che prova a rilanciare l'andatura, l'atleta della formazione del team Opla Petroli Firenze, ormai in vista dello scollinamento. Abbiamo intravisto anche Masnada che sembrava in grado di tenere, non è così però, perché Masnada ha perso contatto, così come coloro che facevano parte del rappello al comando. Un finale davvero emozionante questo, Gran Premio della Montagna appannaggio di Lorenzo Fortunato, quindi vediamo chi si va ad aggiudicare la seconda posizione con Masnada, Mosca, Orrico, Tecchio. E poi abbiamo anche Trentin, questi gli uomini che sono transitati alla GPM. E noi ritroviamo ancora una coppia all'inseguimento degli uomini al comando. Vediamo di chi si tratta. Sono il dorsale numero 6, Filippo Capone della Futura Team, e con lui un altro atleta Colpac. Questa volta è il 207, proprio Mark Padun, il vincitore della gara del giorno primo a Botticino in provincia di Brescia. Due atleti immediati inseguitori della testa della corsa a 45 secondi, gruppo praticamente con un distacco che adesso è inferiore al minuto primo. E vediamo adesso ancora scatti in testa al gruppo, sono gli uomini della Mastro Marco con il dorsale numero